Vi ringrazio di essere qui, ho partecipato alla quarta edizione della serate dialettali. Vi ruberò 5 minuti, ma anche di meno, prima di presentare i vari ospiti della serata. Solo per dirvi che questa è la quarta edizione che organizziamo in collaborazione sempre con prima col confronto, adesso praticamente solo con Maurizio Durante, che ha seguito la stragrande parte della serata, che ringrazio prima di tutti. E come detto, questa è la quarta edizione. Io sono il presidente della Proloco e come Proloco noi abbiamo, diciamo, l'obbligo e il mandato di promuovere la cultura e anche la tradizione nel nostro paese. Da questo motivo oggi, in realtà il 17, è la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, promossa dall'UNPI, che è l'Unione Nazionale Proloco Italia. E per questo motivo da qualche anno stiamo organizzando una serata per ricordare la tradizione e quindi la lingua piemontese. Detto questo, io ringrazio ancora tutte le persone, tutti gli ospiti, il comune di Verolengo che ci ha offerto la sala e volevo subito introdurre le classi della quarta elementare di Verolengo che questa sera ci delizieranno con una scenette di vita verolenghese. Quindi un applauso subito introduttivo ai bambini. Prego, disponetevi pure. Buonasera a tutti. Vogliamo prima di tutto ringraziare tutti gli organizzatori di questa serata che, avendoci invitati a partecipare, ci hanno dato l'opportunità di accostarci alla scoperta del dialetto piemontese verolinghese. Impresa non molto semplice per noi ragazzi delle classi 4A e 4B, dal momento che siamo pochi ad avere origini locali. Però ci abbiamo provato, ci siamo messi in gioco e, anche se la pronuncia non è perfetta, come avrete modo di sentire, abbiamo fatto tutto il possibile per essere all'altezza della situazione. Abbiamo preparato un canto, una monferrina, con l'aiuto dell'accompagnamento musicale e Abbiamo preparato un canto, una monferrina, con l'aiuto dell'accompagnamento musicale dei signori Vallino Regino alla chitarra e Boccone Maurizio alla fisarmonica, Bertolina Massimiliano al canto, che ringraziamo vivamente. Un grazie di cuore anche a Cosimo, che ci ha guidati alla scoperta degli artisti a Augero. Una breve scenetta, ambientata nel 1860, precisamente nella bottega di Amedeo e Francesco Augero, valenti pittori e scultori verolenghesi di cui proprio nei mesi scorsi abbiamo potuto ammirare le opere, grazie alla mostra allestita nell'ex sala consiliare e nelle chiese di Verolengo. Nella ex sala consigliare non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla meraviglia dello soffitto dipinto nel 1860. Bella della chiesa, È un dipinto ad olio storico e raffigura l'attività della popolazione locale nel XIX secolo, agricoltura, artigianato e commercio. Anche questa notte
Anche questa nuova sala consigliare custodisce 3 bellissimi dipinti, opera di Amedeo Augero. Sono pitture a olio su tela del XIX secolo. Ma le opere pittoriche, i manufatti lignei, gli affreschi, le decorazioni murali e le statue prodotti dalla famiglia Augero sono davvero molti. Alla vostra sinistra il dipinto che raffigura Mosè che fa scaturire l'acqua dal deserto e al centro la giovane Risa. Alla vostra destra il bozzetto del dipinto che si trova nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Verolengo. Raffigura il transito di San Giuseppe ed è datato 1856. Abbiamo immaginato che dopo il ritorno da New York di Francesco Augero, dove aveva realizzato per un famoso teatro il telone di proscenio raffigurante lo sbarco di Colombo nel Nuovo Mondo, mentre in bottega intento a dipingere sotto lo sguardo vigile dello zio Amedeo, viene raggiunto da alcuni compaesani che, un po' curiosi come si sa con i verolenghesi, vogliono avere notizie sull'America e su ciò che lui ha fatto mentre si trovava là. Potete ammirare qui riprodotto il bozzetto che raffigura lo sbarco di Colombo in America, opera di Francesco Augero. Sì, ma non svelare troppo, altrimenti vediamo al pubblico il gusto della sua. Hai ragione, allora andiamo a incominciare. Forza, cominciamo, è un divertimento.